Tante le reazioni all'aggressione ai danni di Scotto dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha parlato di comportamento intollerabile per un paese civile e democratico, al patriarca Moraglia, secondo il quale Venezia vuole rimanere città di pace e libertà, contraria a ogni richiamo a spregevoli forme ideologiche. E dure parole di condanna vengono anche dalla sezione veneziana dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Andrea Rossini. Non si tratta di ragazzate, queste aggressioni rappresentano un rischio concreto perché riproducono modalità tipiche dello squadrismo fascista. L'ANPI di Venezia lancia un segnale d'allarme dopo la violenza avvenuta la notte di Capodanno a Piazza San Marco. Sono dei comportamenti ben consapevoli che richiamano modi, miti, comportamenti intimidatori e violenti che sono basilari e identificativi del fascismo. Dopo le dichiarazioni di solidarietà espresse dalle istituzioni, l'ANPI chiede anche un gesto concreto al Consiglio Comunale di Venezia, portando a termine 2 proposte di delibere. Una modifica del regolamento per il quale chi non sottoscrive il ripudio delle idee del fascismo non può ricevere in concessione spazi pubblici dal Comune. La seconda è la proposta di delibera di cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, che mai come in questo momento sarebbe un segnale veramente di sconfessione concreta di queste, turpitudini che questi giovani hanno espresso nei confronti delle vittime del fascismo alleato dei nazisti. A fronte delle offese ad Anna Frank, il presidente della comunità ebraica veneziana Paolo Gnignati ricorda la necessità di educare alla memoria e di applicare il codice penale.